Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come era in principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla il viaggio di Gesù carico della croce al Calvario. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Come nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si considera la... Scusa. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crucifissione e morte di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra salve. A te ricorriamo, e sugli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mossaci dopo questo essilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, salvifici. Padre del cielo che sei Dio, Figlio Redentore del mondo che sei Dio, Spirito Santo che sei Dio, Santa Trinità, unico Dio, Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre di misericordia, Madre della divina grazia, Madre della speranza, Madre purissima, Madre castissima,
Madre sempre Vergine, Madre Immacolata, Madre degna d'amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio della giustizia, sede della sapienza, causa della nostra letizia, dimora dello Spirito Santo, rosa mistica, torre di Davide, torre d'avorio, casa d'oro, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, refugio dei peccatori, conforto dei immigranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato, regina assunta in cielo, regina regina della famiglia, regina dell'ordine serafico, regina della pace, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio, ci hai acquistato con la sua vita, morte e resurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario, della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. A te, o Beato Giuseppe, stretto da tribolazioni ricorriamo e fiduciosi invochiamo il patrocinio delle terre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvasti dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difendi la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio, mediante il tuo soccorso, possiamo virtuosamente vivere, piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Secondo le intenzioni del Santo Padre, per l'acquisto della Santa Indulgenza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governami, che ti fui affidato dalla pietà celeste. L'eterno riposo, l'essere luce. Immacolata Madonna della Salute, Recitiamo i Vespri nella memoria di Santa Lucia, l'inno a pagina 513 del Libro Verde. Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. o Dio dei santi martiri, eredità e corona, benedici il tuo popolo. Nel nome di San Lucia, perdona i nostri debiti, rinnova i nostri cuori. Testimone di Cristo, confermo col suo sangue l'annunzio della fede. Amico del Signore, egli giunse alla gloria per la via della croce. La luce del tuo martire ci guidi nel cammino verso la meta eterna. Tutti insieme, sia onore Onore e e gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Pagina 236. Circonda tu popolo, Signore, e ora e sempre. chi confida nel Signore come il monte Sion, non vacilla e stabile per sempre. I monti singolo Gerusalemme, e il Signore intorno al suo popolo, ora e sempre. Egli non lascerà pesare l'occhio degli empi sul possesso dei giusti, perché i giusti non stendano le mani a compiere il male. La tua bontà, Signore, sia con il vostro e la sorte di cuore. Quelli che vanno per sentire tutto il Signore li accomuni alla sorte malvagia. Pace su Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Circonda il tuo popolo, Signore, ora e sempre. Saprete farvi come bambini, nella novità del cuore e della vita.
non entrerete nel regno dei cieli. Signore, non si inorgoglioso il mio cuore, e non si leva con esso il mio santo, che come superiore alle mie forze. Sono sereno, come bimbo spezzato in braccio a sua madre, come un bimbo spezzato è l'anima mia. Ora e sempre, Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. se non saprete farvi come bambini, nella nobiltà del cuore e della vita, non entrerete nel regno dei cieli. Hai fatto di noi, Signore, col popolo legale, sacerdote per i nostri Dio. Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, Perché tu hai creato tutte le cose, e per la tua volontà furono creati, per il tuo sussistono. tu sei degno, Signore, di prendere il libro e di aprire i sigilli, Perché sei stato emulato, e hai riscattato per il tuo sangue, uomini di ogni tribù, popolo e nazione. e li hai costituiti per il nostro Dio, un regno di sacerdoti che regneranno sopra la terra. Agnello che fu emulato e temere potenza, ricchezza e soccorso, onore, gloria e benedizione. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. hai fatto di noi, Signore, un popolo regale, Per il nostro Dio. 514. Carissimi, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi, perché anche nella rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Beati voi se venite insultati per il nome di Cristo, perché lo Spirito della gloria e lo Spirito di Dio riposa su di voi. O Dio, ci hai messo alla prova, ci hai dato sollievo. O Dio, ci hai messo alla E ci hai assaggiati nel fuoco come l'argento. e ci hai dato sollievo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio, ci hai messo alla prova, e ci hai dato sollievo. Nel regno dei cieli è la dimora dei santi, il loro riposo è l'eternità. Anima mia magnifica il Signore, in Dio mio Salvatore, Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, donne poi tutte le generazioni chiameranno beata. grandi
si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del tuo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. A rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha ricolmato di beni gli affamati, mandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele del suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio ed ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. nel regno dei cieli. Vedi il loro riposo e l'eternità. Nell'ora in cui Cristo, Re dei martiri, offrì per noi la sua vita nella cena pasquale e nell'operazione cruenta sulla croce, si innalzi a Lui la lode della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti adoriamo, Signore. Noi ti lodiamo, Cristo, causa e modello di ogni martirio, perché ci hai amati fino alla fine. Noi ti lodiamo. Chiamati peccatori pentiti al premio della vita eterna. Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Perché hai comandato alla tua Chiesa di offrire il sangue della nuova ed eterna alleanza sparso per la rimissione dei peccati. Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Perché in questo giorno ci hai dato la grazia di perseverare nella fede. Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Perché hai associato molti fratelli alla tua morte ereditaria. Noi ti lodiamo e ti adoriamo. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, Agnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis vita nostra, sicut dimittimus vivus nostri, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine e martire Lucia, che noi che festeggiamo qui in terra la sua nascita al cielo, possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli. Amen.
Deus sui nobis sacramento mirabili passioni sue memoria reliquisti tribue quum ita nos corporis et sanguinis cui sacra miseria venerari ut redemptionis suae fructum in nobis iuditer sentia qui vivis et regnat in saecula saeculorum. Dominus conserve Deus, et vivificere, et beatum facias Deus in terra, in anima Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il supremo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria, benedetta la sua santa immacolata Passione, benedetta la sua gloriosa assunzione, benedetto il nome di Padre, benedetto San Giuseppe, suo Santissimo Sposo, benedetto il Dio nei suoi angeli, nei suoi laudate Dominum omnes laudate omnes populi, confermata esso per nos misericordia Deus, et veritas Domini manet in eterno. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave verum, corpus natum de Maria Virgine, vede passum, immolatum in cruce pro homine, cuius labus perforatum luxit aqua et sanguine, est non pregus mortis
Canto ingresso 165, gli occhi miei sollevo. Gli occhi miei sollevò ai monti, donde mai mi viene tutto. Il mio aiuto vien da Dio, egli è fatto età, egli è fatto cielo e terra. Non si lascia il pasto incerto, né mai dormi il suo
rientore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione siano con tutti voi. e con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, celebriamo la memoria di Santa Lucia, Vergine e Martire, e questa Santa Messa è celebrata per Vittorio, e per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo con umiltà i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Riempi di gioia e di luce il tuo popolo, Signore, per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine Maria Lucia, perché noi che festeggiamo qui in terra la sua nascita possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Sofonia. Così dice il Signore. Guai alla città ribelle e impura, alla città che opprime. Non ha ascoltato la voce, non ha accettato la correzione, non ha confidato nel Signore, non si è rivolta al suo Dio. Allora io darò ai popoli un labbro puro, perché gli occhi del Signore e tutti sotto lo stesso giogo. Da oltre i fiumi di Etiopia, coloro che mi pregano, tutti quelli che io ho disperso, mi porteranno offerte. Quel giorno non avrai vergogna di tutti i misfatti commessi contro di me, perché allora allontanerò da te tutti i superbi gaudenti, e tu cesserai di inorgoglirti sopra il mio santo monte. Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. Confiderà nel nome del Signore il resto di Israele. Non commetteranno iniquità e non proferiranno menzogna. Non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. Potranno pascolare e riposare senza che alcuni li molesti. Parola di Dio. Diamo grazie. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il povero grida
il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Guardate a Lui e sarete raggianti, e i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il povero grida e lo ascolta. Il volto del Signore contro i malfattori, per eliminarne dalla terra il ricordo. Gridano i giusti e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Il Signore è vicino a chi ha il passato, egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi, non sarà condannato chi in lui si rifugia. Il povero grida e il Signore lo ascolta. Alleluia, alleluia, alleluia. Vieni, Signore, non tardare, perdona i peccati del tuo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: chi ve ne aveva 2 figli? Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma e andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, Signore, ma non vi andò. Chi dei 2 ha compiuto la volontà del Padre? Risposero. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i poveri e le prostitute da ognuno di Dio. Giovanni infatti viene a voi sulla via della giustizia, non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece vi hanno. Voi avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti, così da credere. Parola del Signore. Siano lodati Gesù e Maria. Oggi è la festa di Santa Lucia, una santa amata e conosciuta in tutto il mondo, una dei primi secoli cristiani, morì martire all'inizio del IV secolo, quando in fu l'azione dell'imperatore Diocleziano e venne messa a morte per il nome di Gesù, per il semplice fatto di essere cristiana. L'antica storia, il racconto di questa santa, narra che Lucia, di nobile famiglia, rimasta orfana di padre in tenera età, aveva una ricca eredità e ci fu un pretendente che la voleva sposare, forse non tanto per amore, ma soprattutto per la ricca eredità che aveva quella ragazza. Ma Santa Lucia aveva promesso di essere vergine consacrata al Signore e per questo venne martirizzata proprio per
aver rifiutato questo matrimonio per essere cristiana in odio al nome di Cristo. Ecco, Santa Lucia, il cui nome evoca la luce, ci la vista più preziosa è quella interiore, è quella della fede, quindi vedere Dio con gli occhi della fede. E per vedere Dio con gli occhi della fede è importante la virtù, anzi fondamentale la virtù della purezza. Gesù nel Vangelo dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Lo vedranno certamente in paradiso, ma già adesso lo intravedono, usiamo questo termine, con una fede luminosa. E all'inizio della messa abbiamo pregato così: Signore, riempi di gioia e di luce il tuo popolo. Ecco, preghiamo per intercessione di Santa Lucia di essere inondati da questa luce, dalla luce divina, luce che illumina la nostra anima, la luce che ci fa vedere Dio, la luce che ci fa vedere il bene da compiere e la luce che ci fa vedere anche il male da evitare. Senza la fede, senza la preghiera, noi brancoliamo nel buio e facilmente, anzi inevitabilmente, poi finiamo nel fosso. Ecco dunque la luce della preghiera illumini sempre la nostra vita e andiamo incontro al Signore con le lampade accese, usando ecco un'immagine del Vangelo. Questa lampada accesa è appunto la lampada della fede, della speranza e della carità. Siano lodati Gesù e Maria. Una voce che proclama la parola precursore nella gioia, precursore nel dolore, tu che svegli nel perdono l'annunzio di misericordia, tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della fede. Sarai la mia parola, risplenderai della mia luce. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riserva alle tue mani questo sacrificio di gloria del suo nome di tutta la sua santa Chiesa. I doni che ti presentiamo nel glorioso di Santa Lucia, o Signore, come fu preziosa ai tuoi occhi l'offerta della sua vita, Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza,
e rendere grazie in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, e magnificarti nella lode dei tuoi santi. La loro passione fa risplendere le opere mirabili della tua potenza. Sei tu che invi l'ardore della sede, concedi la fermezza della perseveranza e doni la vittoria. Per Cristo, Signore nostro. Per questo benevolenza, i cieli e la terra innalzano a te un cantico nuovo d'adorazione, e noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua lode. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere, santifichi l'universo e conti intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente al tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questo. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo scese, prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli, prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio,
della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazia, sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia una perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Lucia e tutti i santi intercessori. Ti preghiamo, Padre, in questo sacrificio della nostra riconciliazione al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giampaolo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in parte hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e vedere per te gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri d'ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, la pace vi non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Agnello di Dio, che peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto 216, 216. E la mia vita altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità, nella tua parola io cammino finché avrò respiro fino quando tu vorrai. Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego, resta con me. Credo in te, Signore, nato da Maria, eterno e santo, uomo come noi, morto per amore, in mezzo a noi. Una cosa sola con il Padre, con i tuoi, fino a quando io lo so, tu ritornerai per aprire il regno di Dio. Tu sei la mia forza, altro io non ho. Tu sia pace, libertà, niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà, so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. Anima di Cristo, santificami, corpo di Cristo, salvami, sangue di Cristo, innebrami, acqua depositata di Cristo, lavami, passioni di Cristo, confortami. Con Gesù esaudiscimi, dentro le tue piaghe nascondimi, non permettere che io mi separi da te. Nell'ora della mia morte chiamami e comanda che io venga a te, affinché ti lodi con i tuoi santi, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. Glorificanti Beata Lucia con la duplice corona della verginità, per la potenza di questo sacramento donaci di superare con forza ogni male per raggiungere la gloria del cielo. Per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. E dica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. Diamo grazie a Dio. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro presidio contro le malvagità e le insidie del demonio. Capo supremo delle milizie celesti, fa sprofondare nell'inferno Dio, Satana e gli altri spiriti maligni che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Amen. San Michele Arcangelo. 321, 3, 2, 1.